A causa del potenziale crollo di una palazzina, via San Girolamo è chiusa da diverso tempo. A che punto sono i lavori? La palazzina è stata messa in sicurezza, la strada continua a essere chiusa, c'è forse un ipogeo sotto e quindi un pericolo maggiore. Sì, sulla vicenda San Girolamo è necessario ripristinare un dato di realtà certo e definitivo. In questi giorni il privato ha terminato la messa in sicurezza secondo il progetto che era stato presentato e approvato dal Comune, dalla Soprintendenza e dal Genio Civile. In questi giorni il Comune di Agrigento provvederà ad una ispezione della cavità ipoggiale che si trova nel sottosuolo per comprendere se è necessario un intervento di messa in sicurezza che possa consentire immediatamente dopo, se non contestualmente, a Girgenti Acque di poter intervenire per il ripristino dei sottoservizi e il riallineamento della condotta fognaria che era stata disallineata. È necessario intervenire per garantire al massimo la sicurezza dei cittadini e per poter consentire la riapertura al traffico pedonale, ove possibile anche al traffico veicolare. Se non si pongono in essere tutti questi interventi e quindi non è garantita la sicurezza per gli abitanti, non è possibile riaprire la strada. Si lavora comunque alacremente, già da lunedì saranno ripresi i lavori per consentire tutti questi passaggi che porteranno appunto alla sistemazione della strada e al ripristino della normalità per l'intero quartiere. Possiamo dare una tempistica? La tempistica è proprio da lunedì cominceranno i lavori, mi auguro ovviamente che possano durare pochi giorni, so che l'intervento di Girgenti Acque non dovrebbe essere lungo più di 3 o 4 giorni e altrettanto l'intervento del Comune di Agrigento. In ogni caso siamo sulla questione, la tempistica è legata al nostro dovere di attenzionare quotidianamente questa vicenda perché si tratta di una delle arterie più importanti del centro storico, una strada di un quartiere molto popoloso, battuto anche da molti turisti, quindi siamo su San Girolamo sperando di risolvere davvero quanto prima questa questione, evitando comunque anche facili populismi, chiacchiere e moventi di altre regioni. Appello di uno degli abitanti del quartiere, Mario Gallo. Sì, e vogliamo far vedere stamattina con l'aiuto di TV che ci sembra molto vicina il problema grave che abbiamo in via San Girolamo. Siamo sequestrati dentro le nostre case, la strada è ancora chiusa. Cosa bisogna fare? Bisogna agire. È inutile che andiamo in televisione a fare proclami, a dire belle parole, a dire che faremo, che sarà fatto. Qua c'è bisogno solo di agire, bisogna aprire la strada di qua sopra, non c'è bisogno neanche dello speleologo perché tanto strada non ce n'è più. Il tratto che va dall'ipogeo alla strada ormai è ridotto al minimo, gli ipogei che stanno sprofondando, ma non solo da questa parte ma anche dall'altra parte della strada, perché hanno chiuso qua per farci passare da via Madonna degli Angeli, ma lì è più pericoloso di qua. Noi ci passiamo perché non abbiamo alternative, però la protezione civile che ci dovrebbe dare la via di fuga ci ha dato una via di morte, perché da lì da un giorno all'altro sprofonderemo, perché là è sprofondato più di una volta e c'è solo una piccola griglia di cemento che ci protegge dal vuoto. Ora un appello, domani alle 12, dopo la messa alle 11 nella chiesa della Batiola, noi faremo una riunione con tutto il quartiere. Noi ci aspettiamo, visto che quest'anno non abbiamo potuto invitare la città per fare le festività natalizie, perché come sapete noi ogni anno a Natale facciamo la Befana, regaliamo, facciamo mangiare gratuitamente alle persone solo per venirci a trovare. Quest'anno purtroppo non si è potuto fare perché c'è la strada chiusa, quindi domani vi aspettiamo tutti per darci solidarietà, perché verrà un deputato nazionale, presidente del territorio ambiente, perché dice che ci potrà dare un po' di aiuto chiedendo dei soldi alla comunità europea. Naturalmente abbiamo bisogno della vostra solidarietà, domani non c'è né da mangiare e neanche da divertirsi, c'è solo di avere la possibilità per una volta di avere quell'affetto che la città ci deve in questo territorio, che poi sono le radici della nostra città.